Vincere per confermare o sovvertire il risultato, vincere per passare il turno e vincere questo derby tra Licata e Camarate che arriva su atto secondo. Benvenuti qui da Gabriele Rispetta, dove comunque c'è Arario che controlla in velocità il numero 11, mette il pallone al centro, a vuoto Palmisano, arriva la Piana! Lo stacco di testa, che forse non è neanche la specialità della casa, ma per la Piana questo non conta. 1-0. Con il contagiri Palmisano non gli arriva. Adesso ancora una volta Arario, è tutto buono! 2-0, un polide da parte del numero 11, gol e assist anche per lui, è già cambiato fascia. Dall'altra parte del campo c'è già Arario che mette un altro cross al centro ed è arrivato anche il 3-0, ha fatto partire l'azione con un controllo clamoroso il numero 7 e adesso la chiude. 3-0 per il Licata, gol anche di Mero. Inizione, qua rilancio lunghissima, vuoto, Valenti salva sulla linea. Tedesco che ha fatto Federico, adesso gioca a destra il 14, scambio di fascia quindi con Spinelli, ma qua deve stare attento proprio Federico perché parte lì Tedesco, ancora il numero 3, un treno sulla fascia mancina, si accentra, Tedesco! Grande gol qui di Tedesco, ha fatto tutta la fascia da solo, si accentra, conclude il suo cost to cost con il gol del 4-0. Per tagliarsi almeno la gioia personale va lo Coco, Valenti miracolo e poi arriva a ribadire il gol Pierce, è 4-1. Mi sta spendendo molto, cerca di dare questi ai suoi, la verticale per Pierce, non si fa fregare Privitera, arriva il pallone a Pierce, altra girata, altro gol di Ignazio Pierce che sveglia il match, sveglia il Camarate, 4-2. Ma non si batte questo calcio di punizione, il Licata festeggia, passa il turno in Coppa Italia d'Eccellenza, basta un 4-2 qui al Saraceno di Ravanusa, bastano i 4 gol segnati dalla Piana, Arario, Merola e Tedesco, tutti nel primo tempo. Ci ha provato il Camarate, ci ha provato col suo attaccante, con Ignazio Nacio Pierce, ma non è bastato.